Buongiorno, oggi vi proponiamo una piccola ma interessante opportunità nel sestiere di Castello e più precisamente in via Garibaldi, via che è stata costruita nel 1807 circa dall'imparziale interramento del canale di Castello e dell'unione ovviamente delle due fondamenta. Interessante da sapere è che tutti questi edifici edificati nel circondario di via Garibaldi venivano utilizzati principalmente da tutti i lavoratori dell'Arsenale. Oggi invece le cose sono ovviamente cambiate ed è un'area molto residenziale, distaccata dai flussi turistici, ma nello stesso tempo a 10 minuti a piedi da Piazza San Marco e comunque a 3-4 minuti in vaporetto. Come fermata dei trasporti pubblici abbiamo la fermata dei Giardini e la fermata dell'Arsenale, entrambi a pochi minuti dall'appartamento. Nella zona sono presenti tutti i servizi essenziali per la cittadinanza, come la farmacia, l'ufficio postale, supermercati, bar, ristoranti, eccetera. Ora, come nostra consuetudine, diamo uno sguardo alla scheda tecnica dell'unità immobiliare. Prezzo: 260.000 euro. Ubicazione: Venezia, Castello, via Garibaldi. Metri quadri: 50. Rendita catastale: 342,51. APE: 259,10 kWh metro quadro. Riscaldamento autonomo. Composizione: ingresso, una camera, soggiorno, cucina e servizio. L'appartamento è posto a un comodo primo piano e quindi esente dall'acqua alta e da tutte le problematiche relative all'umidità. Il condominio è composto da 8 unità immobiliari ed è in buono stato di manutenzione. Questo è il soggiorno dell'appartamento ed è sicuramente spazioso e luminoso. La pavimentazione è in marmo, però tranquillamente si può ipotizzare un rivestimento in parquet in tutta l'unità. L'affaccio è su una tipica veduta veneziana e sia finestre che imposte sono in buone condizioni, anche se non sono proprio di ultima generazione. La superficie del soggiorno è comunque buona e ci permette di arredare tranquillamente con divano, libreria con relativa televisione e zona pranzo. Questa è la camera da letto che ha ben 2 finestre su 2 lati opposti. La pavimentazione è sempre in marmo, però in questo caso è un marmo di tonalità più scura. La cucina è separata dal soggiorno e soprattutto è finestrata. I rivestimenti sono sicuramente un po' datati e quindi o si pensa a un rifacimento totale o un'alternativa potrebbe essere una semplice resinatura. L'ingresso è molto ampio e in un angolo troviamo posizionata la caldaia che è stata recentemente sostituita, quindi è di nuova generazione e fa produzione sia di acqua sanitaria e riscaldamento, quindi i radiatori. Il bagno è stato completamente ristrutturato l'anno scorso e quindi questo implica il fatto che per almeno 20 anni chi acquisterà questo immobile non dovrà più pensare a tubazioni, scarichi e quant'altro. Questo dunque è un immobile che nella sua semplicità è molto versatile, può essere interessante sia per una giovane coppia che per investimento. La redditività può essere pensata non solo ad uso turistico, ma anche ad una locazione transitoria o residenziale. Ricordiamo inoltre che questo tipo di immobili sono di facile vendita proprio per la loro semplicità e le caratteristiche che abbiamo illustrato. Quindi nel momento in cui si voglia rialienare il bene, si può pensare che dai 3 ai 6 mesi l'immobile verrà venduto senza grandi difficoltà. Il nostro video si conclude qui, ma il nostro studio rimane a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Vi ringraziamo per l'attenzione e auguriamo a tutti una buona giornata.